Eccoci qua, ben ritrovati con una nuova puntata di 30 minuti SPI, come sempre con degli ospiti in studio che adesso andrò a presentare. Come sempre si parla di tematiche attente alla sociale, alla nostra popolazione. Oggi parleremo dell'invecchiamento della popolazione, si parlerà dei servizi per l'invecchiamento, delle persone non autosufficienti, anche delle risposte che l'autorità, insomma e la politica ci sono dal punto di vista regionale, i servizi messi a disposizione, case della comunità, di cui tanto si parla e tanto si dovrà parlare, e ovviamente siamo all'interno di 30 minuti SPI perché dovremo cercare di capire l'impegno proprio dello SPI per quanto riguarda queste tematiche, queste materie. Ne parleremo con segretaria SPI FVG Daniela Bais, buonasera. Buonasera a tutti e a tutte. E anche con l'assistente sanitaria Jessica Bassanese, buonasera. Buonasera a tutti. Allora, parto da Daniela, la segretaria dello SPI, perché io ho fatto una breve introduzione per far capire un po' chi ci segue quali sono i temi di oggi. Ecco, per quanto riguarda tutte queste tematiche, invecchiamento, le risposte che arrivano, la non autosufficienza, come siamo messi oggi? Come siamo messi? Qual è la situazione? Noi ci siamo già visti in altre puntate di questa trasmissione, quindi abbiamo parlato più volte della situazione della popolazione anziana del Friuli Venezia Giulia. Sappiamo che in regione vivono più o meno 328.000 persone che hanno più di 65 anni, possiamo anche far passare sì, eccola qua. la slide. Ecco, la stima di quanti possano essere non autosufficienti siamo attorno ai 50.000. Dico stima perché in realtà, proprio per le cose che dirò dopo, si capisce che non esiste un censimento perfetto di una popolazione che ha appunto questi problemi. Quindi, noi sappiamo... vado a memoria, non è che io sia un fenomeno in matematica, ma 1 su 7, sì. Più o meno 1 su 6, 1 su 7, tra gli anziani considerati over 65, non è autosufficiente. Esatto, poi così rende l'idea. L'Istat addirittura fa una stima superiore, perché si basa su criteri che vengono adottati a livello nazionale. Però insomma noi sappiamo per certo che abbiamo 40.000 indennità di accompagnamento, 12.000 pensioni di invalidità civile, che hanno alle base quindi un motivo certificato. Abbiamo circa 10.000 persone nelle case di riposo, nelle diverse residenze, e poi abbiamo circa 10.000 persone che vengono assistite attraverso il Fondo per l'Autonomia Possibile, il cosiddetto FAP, che è un contributo di tipo economico che viene dato alle persone che hanno determinati bisogni e che quindi si curano con questi soldi a casa propria. Però non sappiamo nulla degli altri 30.000, cioè di quelli che non rientrano in queste categorie come assistenza, ma che rientrano invece sicuramente nella categoria che è certificata come non autosufficienza. Che cosa abbiamo per queste persone? Che cosa dà il sistema? Il sistema dà qualche ora di assistenza domiciliare integrata tra assistenza sanitaria e assistenza sociale, ma per il resto queste persone molto probabilmente dipendono dalle proprie famiglie oppure hanno fatto ricorso a un assistente familiare, le cosiddette badanti. A livello nazionale è stata lanciata una campagna sulla non autosufficienza da parte dello SPI, vediamo il logo in alto a destra, Avremo cura di te, proprio perché bisogna far uscire queste situazioni dall'ombra e portare alla luce le situazioni drammatiche che vivono, ad esempio, le famiglie che devono affrontare un percorso di non autosufficienza in casa e non hanno un servizio di assistenza che sia quello più giusto per le persone che hanno bisogno, per i propri familiari. Friuli Venezia Giulia è una regione molto anziana. L'invecchiamento della popolazione non è un dato che noi di per sé prendiamo così come dato neutro. Se questo trend che è iniziato ormai da molto tempo continua e aumenta nel tempo, noi ci ritroveremo con una situazione demografica che è effettivamente una situazione allarmante, e non solo per le cose che dirò, anche per altre che non abbiamo il tempo di trattare. Quindi noi non parliamo di un'emergenza,
parliamo di una trasformazione strutturale della nostra società che ha bisogno quindi non di qualche piccolo aggiustamento, ma di nuove politiche pubbliche per venire incontro alle nuove esigenze. Il grafico della piramide dell'età, che è sempre molto rappresentativo della situazione, anche facile da leggere, ci mostra che nascono più maschi che femmine. Poi, man mano che l'età sale, le femmine diventano di più rispetto ai maschi, e in regione abbiamo 102.000 donne over 75 e 80.000, qualcosa un poco più di 80.000 uomini che hanno più di 75 anni. Quindi le donne vivono di più, sappiamo però che vivono peggio perché hanno molte malattie croniche e non è questa la vecchiaia che è la vecchiaia desiderabile. La vecchiaia desiderabile è quella per cui le persone vivono di più, ma perché prolungano l'età della giovinezza, non l'età della vecchiaia. E quindi che in quell'età in cui si ha anche meno bisogno di servizi. Quindi bisogna cambiare il modo di pensare, lo abbiamo detto anche in altre occasioni, passare da uno schema che si concentra sulla salute individuale per passare a uno schema che invece prende in considerazione la salute della comunità. Quindi non soltanto cure, che sono necessarie, intendiamoci, ma anche continuità assistenziale, quindi presa in carico delle persone, medicina di prossimità, quindi servizi che siano raggiungibili dalle persone e che siano capaci di leggere la situazione di quella comunità specifica di riferimento e soprattutto qualità della vita, benessere, qualità proprio della vita che va anche oltre a quelli che sono i semplici, cioè la semplificazione che si fa qualche volta dicendo che i servizi sanitari fanno salute. Non è così, non solo i servizi sanitari fanno salute, garantiscono circa il 10% della salute complessiva, tutto il resto viene dato anche da altri elementi che vanno considerati soprattutto se vogliamo parlare di prevenzione, quindi dobbiamo parlare anche di ambiente, dove si vive, delle abitazioni, dei trasporti, dei servizi sanitari sicuramente, del clima sociale, quindi anche della possibilità di partecipare alle scelte delle amministrazioni pubbliche e soprattutto di integrazione tra servizi sociali e servizi sanitari, perché il confine tra il bisogno sociale e il bisogno sanitario non sempre è così facilmente identificabile. La salute si costruisce nelle case della comunità. Il 30 di giugno noi dovremmo avere tutte le 32 case della comunità previste in regione operative. Non è così, ormai mancano pochi giorni. E non è così, sappiamo che i servizi sono stati sicuramente costruiti, nel senso che le strutture sono strutture quasi tutte esistenti, ma quello che manca è proprio l'organizzazione dei servizi prevista dal decreto ministeriale 77 del 2022. Quindi c'è ancora molto da fare. Chiaramente non tutto si chiude, no? Al 30 giugno. Al 30 giugno noi ci aspettiamo che inizi un nuovo percorso, fatte le case, messe le tabelle, un nuovo percorso di organizzazione di servizi e di consultazione della comunità anche per capire di quali servizi quella specifica comunità ha più bisogno. Ecco, in questo contesto, quindi in questi ragionamenti che sono anche ragionamenti abbastanza complessi, lo SPI CGIL del Friuli Venezia Giulia ha deciso di intraprendere una strada nuova, di istituire un premio annuale da consegnare a giovani laureandi che affrontino nelle diverse facoltà e nei diversi corsi di laurea tematiche che sono di interesse degli anziani proprio per poter suggerire, per poter elaborare proposte di miglioramento. Quest'anno il premio è stato consegnato il 16 di giugno, è stata fatta un'iniziativa a Trieste. Il premio si chiama Società della Longevità. La parola longevità sostituisce la parola invecchiamento perché è positiva rispetto alla parola invecchiamento, che insomma è brutta, onestamente. Dà un'idea, come diceva prima, di una cosa negativa, invece si dovrebbe puntare a un aumento della
diciamo, della durata di vita, che però permetta sempre più anni positivi. Di una buona sempre vita. buona vecchiaia, di una buona esatto. vita. Se no nessuno interessa vivere di più se vive male, no? Esatto, Credo. la longevità come conquista sociale, perché di fatto lo è. Noi viviamo tanto, Sì, società più povere, paesi più sfortunati, le persone vivono molto, molto di meno, quindi noi siamo un paese fortunato, tutti i paesi ricchi sono anche longevi, no? Però insomma la longevità comporta anche i suoi problemi che appunto devono essere affrontati. Nel corso di questo evento è stata presentata la tesi di laurea della dottoressa Jessica Bassanese, che è stata introdotta dal professor Fabio Barbone, che è stato il relatore della tesi di laurea, oggi ordinario di igiene professore ordinario di igiene a Trento, ma era presente nella nostra regione fino all'inizio di quest'anno, e poi è seguito un dibattito mediante una tavola rotonda che ha coinvolto il segretario generale dello SPI del Friuli Venezia Giulia, il dottor Ranieri Zuttion, che è il direttore dell'area welfare regionale, quindi un dirigente della regione che si occupa da sempre di queste materie, e il nostro segretario nazionale Stefano Cecconi, che è un esperto della materia, per cui è stato fatto con la conduzione di un giornalista la tavola rotonda dove appunto si è discusso di quelli che sono gli elementi che sono emersi dalla tesi. Alla fine è stato consegnato il premio, poi dirò perché questo premio a questa tesi di laurea, ma prima magari possiamo discutere dell'argomento della tesi. Certo, quindi con la vincitrice di questo premio, che è l'assistente sanitaria che presentavamo prima, Jessica Bassanese, alla quale cedo la parola chiedendole anche un pochino di raccontarci appunto questo premio che ha ottenuto, e credo, immagino anche l'onore e il piacere, Mamma no? mia, tantissimo, di infatti averlo ringrazio. ottenuto. Allora io porto oggi il contributo che nasce dalla mia tesi di laurea in assistenza sanitaria che ho discusso a novembre 2025. Il tema appunto della tesi sono appunto le case della comunità e come potrebbero contribuire a migliorare il benessere territoriale attraverso la prevenzione. Quindi questo ha guidato tutta la tesi, questa domanda, perché le case della comunità sono, diciamo, degli strumenti principali della sanità territoriale. E tuttavia per programmare interventi che siano realmente efficaci è necessario conoscere i bisogni delle comunità, e quindi da qui nasce una riflessione: ma i bisogni di salute sono uguali in tutti i territori? Per rispondere appunto a questa domanda sono stati analizzati 4 contesti della nostra regione, che sono Tolmezzo, Cordenons, Palmanova e Trieste. Territori... Quindi lei ha analizzato questi territori qua che vediamo in questa cartina, corretto? Esatto. Tolmezzo, Cordenons, Palmanova e Trieste. Esatto. Sono territori che sono diversi tra loro per caratteristiche geografiche, sociali e demografiche. Quindi, diciamo, prima di magari spiegare brevemente anche i dati, è meglio anche capire il metodo che è stato utilizzato. Diciamo che si ispira questa ricerca all'approccio salutogenico di Aaron Antonovsky, secondo il quale quando si parla di salute non dobbiamo pensare soltanto a ciò che non funziona, quindi a ciò che non abbiamo, ma dobbiamo chiederci anche quali sono le risorse che aiutano le persone e le comunità quindi a mantenere il proprio stato di salute, a migliorarlo anche. Quindi per tradurre, diciamo, questo principio è stata utilizzata una metodologia che si chiama Health Need Assessment, HNA, che è un metodo di sanità pubblica che permette di analizzare lo stato di salute di una comunità e comprendere quali siano i bisogni prioritari su cui intervenire. Per questa ricerca sono stati utilizzati dati Istat, dati della regione, ARPA, dei comuni, dei sistemi di sorveglianza passi e passi d'argento, e attraverso questo metodo abbiamo individuato i bisogni di salute, e gli stressor, ovvero i fattori che possono influenzare negativamente la salute e il benessere di una popolazione, ma anche le risorse
cioè tutti quegli elementi positivi che sono presenti già in comunità, come i servizi, il volontariato e quindi opportunità per la popolazione di partecipare. L'obiettivo finale non è quindi semplicemente parlare di una situazione, ma fornire elementi utili per programmare interventi proprio che possano essere giusti per i bisogni di quella comunità. Applicando, diciamo, questo metodo sono emerse comunque dei dati sui vari territori. Ad esempio su Tolmezzo presenta un indice di vecchiaia superiore a 265 anziani ogni 100 giovani e criticità legate soprattutto all'accessibilità dei servizi dovuta alla dispersione territoriale. Cordenons invece mostra un tasso di occupazione alto del 74%, ma evidenzia anche delle problematiche legate allo stress e al lavoro correlato. A Palmanova è presente un indice di vecchiaia ancora peggiore, diciamo, se non vedo male, rispetto a quello di Tolmezzo. Sì, esatto. Esatto, un indice 300 anziani ogni 100 giovani. Esatto. Elementi che richiamano quindi all'importanza che venga promosso un invecchiamento che sia il più possibile attivo. E poi abbiamo Trieste, che evidenzia un indice di vecchiaia ancora più alto, superiore a 350, associato comunque a fragilità economiche e al rischio dell'isolamento sociale. Difatti si può vivere anche vicini in una città dove c'è tanta gente, ma comunque le persone possono sentirsi sole, molto sole. Questo dato mi ha fatto riflettere molto. Questi risultati quindi mostrano come territori appartenenti alla stessa regione possono avere caratteristiche differenti tra di loro e di conseguenza rappresentano e hanno dei bisogni diversi. Questo è un dato molto importante, anche perché si arriverà, credo, no, dottoresse, entrambe, a un punto in cui io temo che questi dati migliorare non potranno migliorare, perché a meno che non si ritorni a fare 10 figli a famiglia, il rischio è quello che purtroppo il trend continui a essere questo, quindi è la sfida più importante degli ultimi 30 anni. Esatto, forse. La tendenza demografica è questa, non è pensabile di invertire quella che è la curva demografica. Far figli oggi vuol dire avere più adulti tra 20 anni, tra 30 anni, non oggi. Oggi è così, fra 20 anni sarà peggio di così. Peggio se vogliamo vederla da un punto di vista negativo, ma dobbiamo vederla anche da un punto di vista preoccupante, perché se non abbiamo giovani che lavorano, non abbiamo neanche un finanziamento sufficiente per quanto riguarda i servizi, ma non abbiamo neanche chi pagherà le pensioni. E non abbiamo neanche chi poi questi servizi li deve offrire alle persone questa anziane. situazione non è una cosa di oggi, no? È nota da molto tempo. Capire come mai le risposte siano così lente nel programmare anche strategie adeguate, questo è una cosa che secondo noi come SPI del Friuli Venezia Giulia è una cosa che ci preoccupa. Certo. Jessica, mi scusi, proseguiamo pure. Sì, allora i dati che abbiamo raccolto non rappresentano soltanto dati, no? Attraverso questo metodo HNA è stato possibile interpretarli e individuare quindi dei bisogni prioritari per ciascun territorio. E abbiamo trovato questo. A Tolmezzo appunto emerge il tema dell'accessibilità ai servizi e della prossimità territoriale. A Cordenons assume particolare rilevanza il rapporto tra salute e lavoro. A Palmanova promozione dell'invecchiamento attivo e partecipazione sociale, e a Trieste emerge il tema dell'isolamento sociale e della solitudine. Accanto alle criticità rilevate sono state individuate anche numerose risorse territoriali ed è da lì che si deve iniziare a costruire gli interventi di prevenzione. Questo quindi conferma che non esiste una risposta unica per tutti i territori, ma che la prevenzione deve essere costruita a partire dalle caratteristiche specifiche di ogni comunità. E uno degli aspetti più interessanti dell'HNA è che non si limita a descrivere i problemi, cioè il suo valore consiste nel trasformare i bisogni in azioni che siano concrete.
Quindi per ciascun territorio è stata elaborata una proposta progettuale che sia coerente con i bisogni e le risorse che sono state individuate, e quindi abbiamo ipotizzato per Tolmezzo un progetto che si può chiamare Salute in quota, finalizzato a promuovere l'accessibilità e prossimità dei servizi. Per Cordenons un progetto che si chiama Lavoro in Salute, dedicato alla promozione del benessere organizzativo e la prevenzione dello stress lavoro correlato. Per Palmanova il progetto Benessere nei bastioni, e quindi che è finalizzato al contrasto dell'isolamento sociale attraverso il rafforzamento delle reti di comunità. È importante sottolineare che questi progetti non rappresentano, diciamo, una risposta finale, no? Ma sono soltanto degli esempi concreti di come questi risultati possono essere tradotti in azioni di prevenzione e promozione alla salute. Poi ci siamo posti un altro problema, perché comunque la salute della comunità cambia nel tempo. Quindi non è possibile rimanere fermi con questi progetti, perché la popolazione cambia, i bisogni cambiano. Per questo avevo pensato e proposto la costituzione di un gruppo di rilevazione dei bisogni. Si tratta di uno spazio permanente di confronto tra cittadini, professionisti e istituzioni. L'obiettivo è favorire un monitoraggio continuo dei bisogni di salute, e questo permetterebbe di avere dei progetti sempre che siano attuali. E quindi questo lavoro ha mostrato come i territori diversi possono esprimere bisogni diversi e richiedere risposte diverse. L'ascolto della comunità rappresenta quindi un elemento fondamentale per programmare gli interventi di prevenzione che siano rispondenti ai reali bisogni. Le case della comunità possono diventare questi luoghi privilegiati di incontro tra il cittadino, il professionista e l'istituzione, luoghi in cui si raccolgono bisogni, si valorizzano anche risorse e si costruiscono percorsi di salute condivisi. L'HNA non aiuta soltanto a trovare quindi problemi, ma permette di valorizzare le risorse presenti nella comunità e la costruzione di interventi. Quindi la prevenzione è più efficace quando nasce dall'ascolto dei bisogni reali delle persone e della comunità. Come dicevo prima, no? Una sfida importante. Sì. Una sfida importante e interessante, anche come avevate voluto mettere in risalto il fatto che in vari luoghi non vale la stessa formula, quindi bisogna sempre fare dei ragionamenti sapendo dove ci si trova. Torno dalla segretaria Daniela, perché dobbiamo andare a concludere anche ulteriori slide sue, del suo discorso che aveva interrotto prima. E allora ripartiamo da qua, dopo il discorso perfetto e lineare di Jessica. Adesso parliamo di un'alleanza per la salute di comunità. Sì, riprendiamo da quella che è poi un sunto veramente, veramente breve di quelli che sono i punti più importanti da tenere presente in questa fase, nella fase in cui alcuni servizi si stanno organizzando, e anche da alcuni assunti. Allora partiamo dall'assunto che la longevità è una conquista sociale, quindi non è un problema, è una questione da tenere presente e da adattare poi rispetto ai servizi che si vogliono dare alle persone che pagano ovviamente le tasse per avere i servizi, no? Non c'è niente di particolare, insomma, come è sempre stato. Vivere più a lungo significa investire in prevenzione, in autonomia e in partecipazione. La questione della partecipazione è forse quella più critica, perché molto spesso le amministrazioni dimenticano che senza ascoltare, come è emerso anche dalla tesi, i bisogni della comunità, e non tutto si può leggere dai dati, bisogna anche sentire proprio le persone che vivono nei territori,
Ecco, senza questo passaggio molto probabilmente i servizi che poi si vanno ad offrire soffrono di qualche carenza. La salute è una responsabilità condivisa di tutti, questo lo dice anche la nostra Costituzione, è una responsabilità di cui tutti devono farsi carico, siano queste istituzioni ma anche appunto i servizi e sicuramente tutti i cittadini. Nelle foto vediamo alcune immagini dell'evento che si è svolto il 16 di giugno. Io concluderei con l'ultima delle figure con quella dopo. Questa è la Sala Piccola Fenice di Trieste dove abbiamo fatto l'intervento, e concludo con invece un annuncio. Il 3 di luglio la CGIL regionale, quindi la Confederazione, non lo SPI, organizza un incontro con i cittadini, con i soggetti che si occupano di salute. L'incontro ha questo titolo, La sfida della sanità del territorio, per prendersi cura delle persone e delle comunità. Interverranno esperti, interverranno dirigenti sindacali, ci saranno anche le conclusioni della senatrice Nerina Dirindin e altri soggetti, insomma tutti titolati rispetto a discutere a questi problemi. Ecco, noi speriamo, si svolgerà al Cinema Ariston di Trieste, speriamo che sia un evento partecipato e che si inizi di nuovo a parlare di una nuova fase per quanto riguarda soprattutto la partecipazione dei cittadini rispetto alle scelte che le pubbliche amministrazioni fanno in funzione di un loro mandato, ma anche in funzione di quelli che sono ruoli sociali distinti e che devono dialogare tra di loro. Allora, siamo in chiusura. Io chiudo però con due domande e le faccio entrambe. La prima è: si potrebbe fare di più dal punto di vista delle risposte delle amministrazioni, che siano comunali, provinciali o regionali, per far sì che almeno in parte il problema dell'invecchiamento possa essere un pochino affrontato con più serenità? Sinceramente, si potrebbe fare di più? Rispondo io? Tutte e due. Tutte e due, anche con un sì o no telegrafico, come volete. Si può fare molto di più, anche perché noi siamo una regione che parte da una situazione molto, molto fortunata. Noi abbiamo avuto nel tempo servizi molto efficienti, efficaci, idee, riflessioni che hanno fatto anche scuola, sia in Italia che anche fuori dal territorio nazionale. E quindi pensare di sprecare quello che è questo capitale di conoscenze e di servizi che la Regione Friuli Venezia Giulia era riuscita a mantenere e che poi con il Covid sono andati in crisi perché è successo qualcosa, no? Non è che non sia successo niente, ecco, sarebbe veramente un peccato. Chiaro. Secondo lei, Jessica, si potrebbe fare di più? Si può fare di più e speriamo anche che venga fatto. L'ultima domanda con cui chiudo è, sinceramente, siete fiduciose che venga e si cambi un pochino questo andamento lento, per citare anche una canzone estiva che molto spesso si sente in radio? Siete fiduciose? Sì o no? Beh, io sono fiduciosa per forza, perché se alla mia età faccio ancora attività, no? Attività sindacali in questo caso, quindi vuol dire che ho delle speranze, no? Perché nessuno spreca le proprie energie per niente. Caso, Io sono convinta che ci sarà la nostra buona volontà e la nostra tenacia possa portare anche dei risultati. Jessica? Io anche ci credo, sono ottimista anch'io, voglio crederci e spero venga fatto, perché c'è tanto bisogno per la nostra comunità. Sì. E quindi io non posso fare altro che unirmi a voi nella fiducia con cui voi guardate il futuro e ringraziarvi per essere stati in nostra compagnia per questa puntata di 30 Minuti SPI. Grazie quindi a Daniela Bai, segretaria SPI Friuli Venezia Giulia. Ringrazio anch'io tutti. E grazie a Jessica Bassanese, l'assistente sanitaria, nonché vincitrice proprio del premio di cui abbiamo parlato prima. Grazie anche alla regia di Alessandro Fermonte e di Emanuele Sergi. 30 Minuti SPI si conclude qui, ci vediamo alla prossima puntata.